Maxi operazione antidroga da parte dei carabinieri qui nella zona di Via Piave a Mestre, poco distante dalla stazione, ma anche a Marghera. Un'indagine partita nel 2018, 1200 gli episodi documentati. L'una e mezza qui per Via Piave c'erano le pattuglie dei carabinieri che sfrecciavano molto velocemente a sirene spiegate. Non si capiva per quale motivo, diciamo perché non si vedeva traffico a quell'ora. Però ci voleva, perché era troppo tempo che qui eravamo senza un qualcosa di massiccio, ecco, fatto su Via Piave. 27 le persone indagate non solo in terraferma ma anche nelle zone di Padova, Treviso, Udine, Belluno e Pordenone, tutte ritenute responsabili di attività di detenzione e spaccio di stupefacenti. Segnalati alla prefettura circa 1000 consumatori che arrivavano a Mestre da tutto il nord-est. La lunga indagine eseguita dalla sezione operativa della Compagnia di Mestre, iniziata nell'ottobre 2018, si è conclusa dopo 4 anni. Tutto è partito dall'arresto di un 42enne tunisino trovato con 300 grammi di eroina. Poi la scoperta nel 2019 di un laboratorio clandestino col conseguente arresto di 3 persone di origine albanese e sequestro del materiale. I pedinamenti e le osservazioni nei mesi hanno permesso di documentare circa 1200 episodi di spaccio e ricostruire il giro della compravendita di droga, portando all'arresto in flagranza di 11 persone. In totale sono stati sequestrati 2 kg di eroina e 1 chilo di marijuana. Per 11 persone è disposta la custodia in carcere, per 5 i domiciliari, per 11 il divieto di dimora a Venezia. In mattinata è arrivato il plauso del prefetto di Bari e dell'amministrazione comunale. Chi spaccia droga vende morte, per questo deve essere assolutamente fermato. I miei ringraziamenti vanno alla Compagnia dei Carabinieri di Mestre, al Comando Provinciale e a tutte le donne e gli uomini che lavorano quotidianamente nel nostro territorio per darci la sicurezza. Un risultato che arriva all'indomani dell'annuncio da parte del sindaco Brugnaro di un potenziamento dei servizi in aiuto ai tossicodipendenti e l'attivazione di un'operazione per intercettare i consumatori provenienti da fuori città e segnalare le loro situazioni ai comuni e alle ASL di provenienza. Con oggi, aggiunge Brugnaro, noi non molliamo e non molleremo.